Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Oggi siamo nella sede del Nursing di Pordenone, il sindacato degli infermieri. Sono 2 anni che è iniziata questa pandemia. Proprio in questi giorni, nel 2020, ci siamo resi conto in Italia che c'era questo virus e da lì è iniziato un calvario che dura 2 anni. Come dicevo, gli infermieri sono una delle categorie che sicuramente più si sono date da fare, più hanno combattuto, più sono state in prima linea. Naturalmente tutti hanno sofferto per questa situazione, ma sicuramente infermieri e medici lo hanno fatto nel primo momento, lo stanno facendo tuttora. Noi siamo in compagnia di Gianluca Altavilla, che è il segretario provinciale per Pordenone del Nursing d'appunto, e con lui questa sera vogliamo fare un po' il punto di questi che sono stati questi 2 anni e quella che è la situazione attuale, perché non siamo assolutamente fuori dall'emergenza, Altavilla. No, prima di tutto buonasera ai telespettatori. Non siamo ancora fuori dall'emergenza. Siamo in un momento di calma, è una calma apparente nella misura in cui da settimana scorsa via le mascherine, e via le mascherine dobbiamo adesso aspettarci magari una ripresa dell'onda. Staremo a vedere. Bisogna essere comunque, invito tutti a essere sempre prudenti. Via la mascherina non è obbligatorio toglierla, anzi indossarla può aiutare. Naturalmente parliamo all'aperto. Certo, all'aperto. Quindi ancora precauzione e ancora prudenza. Allora, sante parole queste. Io farei un salto indietro di 2 anni per dire come stavano gli infermieri, qual era la vita degli infermieri prima della pandemia. Sicuramente di sacrificio, ma poi insomma è cambiato il mondo. Era prima della pandemia già un momento di sacrificio, perché ci eravamo ripresi un attimo dalla crisi economica che aveva fatto dei tagli lineari alle assunzioni. Io mi ricordo che nel 2018-2019 erano cominciate insomma, i primi raggi di sole con implementazione di organico. Dopo, con la pandemia, tutto è caduto ancora. È stato diciamo una catastrofe, no? Sotto un aspetto sanitario e sotto un aspetto anche professionale, che adesso, in questo momento, nel 2022 e anche alla coda del 21, raccogliamo i primi risultati. Cioè, i primi risultati sono quelli che grande professionalità dei miei colleghi hanno preferito dare le dimissioni dall'azienda sanitaria e fare altro. Chi continuare nel privato a esercitare e chi magari cambiare completamente lavoro. Questo è un dato che i telespettatori deve far riflettere. Il problema naturalmente è quello del grande stress a cui siete stati sottoposti, con turni massacranti, le difficoltà del personale, ma anche la lotta stessa. Tantissimi gli infermieri, quasi tutti, si sono ammalati prima o poi. Sì, è stato una catastrofe nella catastrofe. Siamo partiti senza protezioni individuali, le mascherine, i camici, ci siamo dovuti un po' arrangiare, reparti di chirurgia trasformati in malattie infettive. Ecco, è importante, no, spiegare che se io lavoro in chirurgia sono esperto di chirurgia, non di una fetta così particolare quale le malattie infettive. Tutto inventato, tutto arrangiato pur di prestare assistenza e pur di cercare di curare le persone. Tutto questo ha portato uno stress immenso al personale infermieristico, e su questo mi dispiace dirlo, non c'è stato, solo adesso con l'ultima finanziaria di dicembre c'è il bonus dello psicologo, ma probabilmente ci doveva essere anche in quel momento un supporto psicologico maggiore, e soprattutto ci doveva essere maggior assunzioni di personale, implementazione di più personale, cosa che in questa provincia, perché è diverso il ragionamento se lo facciamo a Trieste, si è notato molto di più, perché Trieste, appena è scoppiata la pandemia, nella zona Giuliano-Isontino hanno subito assunto infermieri con contratti da 12 mesi, a differenza di qua che li hanno assunti a spizzichi e bocconi, e siamo partiti, ricordo, no, a giugno
del 2020, lasciando a casa 15 infermieri. E quindi a Pordenone la pandemia è stata ancora più pesante, a differenza delle altre ex province della regione. Tanto che questa vostra protesta insieme ai sindacati è sfociata poi in uno sciopero storico per la destra tagliamento che non si era mai visto nel mondo della sanità, soprattutto in un momento così complicato, ma che avete voluto fare a luglio dell'anno passato per dare questo segnale. Sì, insieme ai colleghi della CGIL e della UIL, ancora adesso siamo, come si dice, attenti il punto cruciale è ridefinire la dotazione organica, che non può essere quella attuale, deve essere potenziata sia per gli infermieri che per gli operatori sociosanitari che per tutte le altre figure sanitarie che servono per dare la risposta al diritto alla salute. Ad oggi qual è la situazione nei vari presidi ospedalieri e all'ospedale di Pordenone? Ecco, come i reparti come si sono riattrezzati e come voi infermieri avete dovuto riattrezzarvi e reinventarvi, trovare nuove competenze. Sì, con nuove competenze, quello che dicevamo poc'anzi, reparti trasformati dall'oggi al domani, basta pensare all'ospedale di prossimità che c'è a Maniago che è diventato Covid, l'ospedale di Spilimbergo che ha chiuso la chirurgia e ha chiuso le sale operatorie, si immagini delle strumentiste che sono state mandate nei reparti dove mancavano da più di 25 anni. Adesso io faccio sempre l'esempio, è come prendere un oncologo e mandarlo in sala operatoria ad operare, cioè la difficoltà è enorme, quasi impossibile, però anche loro si sono reinventati, hanno detto bene, c'è bisogno, ok, vado via da Spilimbergo, vengo a Pordenone, gente che ha superato i 50 ed è vicino alla pensione, pur di continuare a dare un servizio. Però questa cosa qui, quella dell'organizzazione, paga un duro prezzo che è le dimissioni degli infermieri. Si lo diceva anche in reparti, insomma, nel 118, dove insomma, è un po' l'anima, diciamo, del soccorso d'emergenza, dove ci sono gli infermieri più esperti, anche da questo reparto se ne sono andati gli infermieri. Sì, nel 118 proprio siamo quasi arrivati a 10 persone che si sono dimesse. Questo deve far riflettere. Forse quando la direzione vedeva le lettere di dimissione di queste persone, vedeva da dove venivano, ma in generale qualsiasi persona, qualsiasi professionista che si dimette è da chiamare in questo momento anche di pandemia, a dire no scusa, ma quali sono le motivazioni? Dove possiamo aiutarti? Dov'è? Invece non è stato fatto nulla, almeno qui a Pordenone. Come sta il 118 allora adesso senza parte di queste figure fondamentali? Incomincia ad arrancare, incomincia a, come si dice, a mancargli l'ossigeno. Noi speriamo insomma che adesso venga implementato il personale che è andato a cessare, però non sarà così semplice, anche perché il dato nazionale del nostro ordine degli infermieri ci dice che in questa regione ci mancano quasi 2000 unità. Quindi c'è da fare un ragionamento col Ministero dell'Università, col Ministero della Salute, per implementare i posti in corso di laurea di infermieristica e incentivare i giovani a intraprendere questa professione. Certo è che un giovane che esce dal liceo e legge il quotidiano un po' si demoralizza a intraprendere questa professione, che non è semplice, è una professione di sacrificio, però è una professione che dà tante soddisfazioni. Sì, e soprattutto con figure insomma, fondamentali. Abbiamo sentito anche l'assessore Riccardi che diceva però infermieri insomma, non se ne trovano, è difficile assumerli perché fisicamente non ce ne sono. Ecco quanto è vero questo e quanto invece magari aprendo un po' di più i cordoni della borsa si potrebbero trovare. No, allora, infermieri non ce ne sono in giro tantissimi, questo è vero. Dall'altra parte questa regione è sempre stata un raggio traente sia come modelli organizzativi per le altre regioni ma anche per i professionisti.
questi. Allora, secondo me, con una giusta politica di incentivazione economica, visto che questa regione se la paga in toto la sanità, no? Possiamo attrarre, notando che nel centro Italia e nel sud Italia adesso cominciano a chiudere i rubinetti, possiamo attrarre i colleghi verso la nostra regione e cercare di farli venire qua per esercitare. Sicuramente l'assunzione, diciamo, di giovani appena usciti dall'università, appena formati, è più difficilmente praticabile perché mancano quelle competenze di cui si diceva prima, cioè possono essere forze che danno una mano ma non determinanti? Sì, no, poi nell'organizzazione aziendale le cose sono anche semplici, nel senso che il nuovo assunto va in medicina, il collega della medicina che ha tanta esperienza clinica va in reparti di maggiore complessità, quali la rianimazione o il 118, ecco, rimanendo sull'area dell'emergenza. Però sì, gli infermieri in Italia servirebbe ampliare la forbice per quanto riguarda la formazione, anche perché c'è un po' un paradosso, no? Con la finanziaria di dicembre il 269, il comma 269 dell'articolo 1 ci dice che possiamo assumere il 10% in più confronto alla dotazione organica del 2018. Quindi ha aumentato ancora il 5%. Allora, con la legge, l'ex decreto Calabria diceva che si poteva aumentare la dotazione organica del 5%. La finanziaria dice no, fino al 10%, quindi la forbice è ancora più larga e stanzia ancora più milioni di euro per assumerlo. Certo è che se non vi sono non c'è personale, è difficile, o meglio il personale c'è, ma il personale che viene formato nell'Ateneo, negli Atenei della nostra regione soddisfa neanche il turnover della gente che va in pensione. Proprio per questo la Regione ha dato vita a una sorta di proroga con la possibilità di assumere anche infermieri che non abbiano un titolo extra UE, diciamo, che non abbiano un titolo riconosciuto, ma che di fatto possono esercitare. Ecco, questo come lo vedete? Allora, questo come lo vediamo? Insomma, qui camminiamo sugli ovetti. Allora, io dico che quella legge è stata fatta, prima era un decreto legge e poi convertito nel 2021, il famoso articolo 13, no? Che è fino al termine dell'emergenza, fino al 31 di marzo. Dopodiché il personale che non ha avuto il riconoscimento, cioè che questa deroga finisce, quindi deve fare tutto l'iter del Ministero per riconoscimento del titolo. Chiarissimo, allora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare insieme a Gianluca Altavilla di pandemia, medici e soprattutto di medici infermieri sospesi. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo ancora nella sede del Nursind a Pordenone in compagnia di Gianluca Altavilla che è il segretario, abbiamo toccato un po', fatto un po' il riassunto anche di questi 2 anni che vi hanno visto insomma grandi protagonisti. Approfitto per chiederle questo, nei primi mesi, nelle prime settimane l'etichetta di eroi a medici e infermieri insomma è stata affibbiata moltissime volte, poi sembra incredibile ma c'è stata quasi una sorta di rigetto verso la vostra figura, abbiamo visto addirittura delle aggressioni verbali o addirittura fisiche nei vostri confronti da parte di tutto quel movimento negazionista del Covid, no vax, no pass che è cresciuto. Ecco, come avete vissuto questa situazione, insomma, passando dagli eroi a essere addirittura attaccati? Ma io penso che comunque la professione infermieristica e le professioni sanitarie siano sempre comunque eroi, perché chi si occupa della salute e cura una persona comunque rimane in questo momento e per sempre un eroe, perché la pandemia, io spero l'anno prossimo che comincia a diventare un ricordo, rimarrà sempre la figura dell'infermiere come quello che ha rinunciato alla famiglia, ha rinunciato alla propria vita per curare. Per quanto riguarda
quello che è successo, le aggressioni, non è una cosa nuova, si è accentuata in questo momento, però le aggressioni ci sono sempre state. Io sulle aggressioni dico c'è un articolo del codice di procedura penale che bisogna applicarlo, perché chi va in pronto soccorso e aggredisce un mio collega deve essere denunciato. Se uno va in pronto soccorso e aggredisce un collega vuol dire che non sta così tanto male, che ha bisogno delle cure, quindi può tranquillamente uscire dal pronto soccorso con le mani dietro la schiena e 2 braccialetti d'argento e farsi magari 2 noti in collegio per riflettere. Abbastanza chiaro il suo messaggio. A proposito invece dei colleghi che non si sono vaccinati e sono andati incontro alle sospensioni, come stiamo? Qual è il punto attuale della situazione? I colleghi che non si sono vaccinati, alcuni sono sospesi, qualcun altro è rientrato perché ha avuto il Covid e adesso stiamo a vedere, perché è uscita questa nuova circolare del Ministero in cui dice che comunque anche se uno ha avuto il Covid deve avere la vaccinazione prima di rientrare in servizio. È un po' una contraddizione in termini, mi permetta, perché allora si può fare la movida, però non può rientrare al lavoro. E in questo momento se uno ha gli anticorpi contro la SARS e la legge prevede che può rientrare, forse sarebbe meglio in questo momento che rientri. Però è tutto da chiarire, è tutto da vedere. Sicuramente, insomma, potrebbero essere forze che comunque danno una mano e che si trovano in una sorta di limbo. Come mai alcuni infermieri non hanno voluto vaccinarsi? Perché la domanda è un po' sempre quella che abbiamo fatto tante volte. Finché l'uomo della strada dice ma io non mi vaccino perché il vaccino fa male, uno dice vabbè, può essere vero oppure no. Quando lo dice un infermiere che ha una laurea e che ha avuto tutto un percorso, fa pensare un po' di più. Anche nella vostra categoria c'è questa fetta piccola di persone che insomma sono contrarie al vaccino. Sì, io ho osservato questo fenomeno che è trasversale in tutte le professioni, sia infermieri che medici, farmacisti e via discorrendo. Io dico, le leggi uno le può condividere, non condividere, però bisogna rispettarle. Abbiamo visto anche, ci ha dato spunto la cronaca, insomma, 3 infermieri che non erano vaccinati, che sono stati sospesi, pizzicati dalla Guardia di Finanza di Pordenone, proprio che erano stati assunti da strutture private o che esercitavano, ecco, in questo modo naturalmente tutta l'attenzione anche dell'ordine, rischiano la radiazione. Sicuramente non è questo il sistema anche per aggirare, ecco, la legge, come diceva lei, che va rispettata. La legge va rispettata, qui c'è il codice di procedura penale, è abuso di professione e quindi avrà l'iter processuale e ordinistico che prevede sia il codice deontologico che il codice, come ho detto poc'anzi, di codice di procedura penale. Anche perché mi sembra che una persona non era un infermiere, insomma, ecco, giusto per pulire bene. Oltretutto c'è anche questo. Comunque sta indagando la magistratura e su questo sicuramente verrà fatta luce. Voltiamo pagina, perché al di là del Covid c'è stato anche quest'anno l'atto aziendale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, in parte prima bocciato, poi insomma è stato rivisto, quindi un commento intanto sull'atto aziendale. E poi c'è questa grande disputa che riguarda questo accorpamento, questa sorta di querel tra CRO e oncologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Insomma, anche qui ci sono grandi preoccupazioni, molti dicono il CRO è un'eccellenza, non si può mettere insieme, altri dicono ma ci sono anche i medici, insomma, dell'ospedale che hanno il diritto di lavorare, insomma, gli oncologi, eccetera. Insomma, qual è un po' la visione? Allora, io parto da quello che dicevamo prima, no? Eroi, quelli che hanno salvato e si sono impegnati contro la pandemia. Ecco, l'atto aziendale in questo momento, perché non è stato ancora approvato, l'atto aziendale, questi eroi non vedo che sulla carta vengono valorizzati, no? Ecco, la nostra visione sull'atto aziendale è quella di prevedere una maggiore considerazione di quello che si dice organizzazione aziendale nelle piattaforme, e non chiamarle piattaforme di comparto, ma piattaforme sanitarie, perché questo ci permette poi in un futuro di far salire all'interno dell'organigramma. Pensare, e i tempi sono maturi perché in altre regioni c'è, come la Lombardia, come il Veneto, un dipartimento dell'assistenza sanitaria. Una cosa che manca in questo atto aziendale è la figura
all'interno della direzione di una struttura infermieristica, che è importante. Abbiamo, sì, è vero, la primaria, il direttore di SOC, di struttura complessa dell'ospedale, abbiamo il direttore di struttura complessa del territorio, però ci manca, come si dice, nella cloud, nella nuvola, una figura di dirigente infermieristico. Poi l'altra cosa importante, ecco, un primario medico gestisce circa una ventina di medici. Un direttore, un primario infermiere gestisce, ha la responsabilità giuridica di 2000 persone. Allora io dico, è un po' sbilanciato. Avremo bisogno un riconoscimento maggiore sull'organizzazione. Ecco, la prima cosa. Poi per quanto riguarda quello che è successo, io... Insomma, questo insistere, insomma, abbiamo visto dei cucciolotti di avvoltoio intorno al CRO, no? Ma insomma, come dice la legge giustamente, no? Ci sono hub e spoke. Dobbiamo pensare anche a riorganizzare il sistema. Allora dico, neanche a Bergamo ci sono 2 oncologie, quindi mi viene da dire che l'oncologia è del CRO, che ha sedi a Spilimbergo, a Pordenone soprattutto, e anche molto a San Vito. Proviamo a pensare che, prima di tutto Pordenone nel giro di breve l'oncologia, visto che la curva è scesa, deve assolutamente riaprire sui trattamenti chemioterapici endovenosi, perché in questo momento hanno aperto solo la terapia chemioterapica per OS, ma deve comunque riaprire tutta la parte che si dice iniettorato, quindi dare la possibilità a chi vive intorno, chi viene anche da fuori regione, di fare il trattamento a Pordenone. La cosa fondamentale. E l'altro, per quanto riguarda sempre il CRO, forse cominciare, i tempi sono maturi per pensare che il tumore della mammella venga fatto solo al CRO e liberare sale operatorie per fare, per esempio, tutta l'urologia oncologica o tutta la linea della testa-collo. E poi magari anche la chirurgia addominale oncologica col tempo portarla al CRO. Insomma, abbiamo visto questi, diciamo così, in maniera eufemistica, questi cucciolotti di avvoltoio che poi sono scomparsi in mezzo al bosco. Cosa rischia il CRO, però, per dirla al telespettatore che insomma lo vede come un'eccellenza del territorio, ma insomma sicuramente a livello nazionale, ecco, un depotenziamento o no? Sì, c'era il rischio, io adesso coniugo al passato, insomma, c'era il rischio di depotenziare un'eccellenza italiana, no? Perché se noi, ecco, sulla prima bozza che si diceva, no, che giravano queste voci sui giornali dell'accorpamento CRO-ASFO, questo cosa significa? Significa che il CRO è un istituto di carattere scientifico, quindi dove la clinica, no? Il medico clinico, il chirurgo, parla con il ricercatore e quindi incrocia i dati, si confrontano. Chiaro è che se lo accorpiamo si rischia di allontanare queste 2 figure e si rischia poi che la parte della ricerca venga assorbita dall'università e quindi diventiamo, come al solito, sempre Calimero, quel fanalino di coda. Questo non deve essere, ma ho visto anche da parte della Regione che da parte della direzione generale del CRO una posizione molto ferma su questa cosa qua, che nessuno si deve muovere. Il CRO rimane CRO, l'oncologia medica è del CRO, io mi auguro al più presto che venga riaperta, anzi lo chiedo, che venga riaperto l'iniettorato in modo tale da dare una maggiore risposta e presenza all'interno dell'ospedale di Pordenone e quindi andiamo avanti così, sviluppiamo nuove linee, portiamo il tumore della mammella al CRO e diamo più spazio ad altre patologie. Grazie anche per la spiegazione, perché insomma mi pare riassuma molto bene tutta quella che è stata la vicenda. Ultimissima battuta, perché siamo in conclusione. Che cosa ci aspetta? Siamo quasi a marzo, i dati stanno calando, insomma la curva dei contagi sta calando, insomma speriamo bene.
Sì, speriamo bene, continuano le sedute vaccinali, mi auspico che con la prossima legge del Parlamento vengano stanziate ulteriori risorse per le sedute vaccinali e anche la Regione mette a disposizione ancora un finanziamento per le sedute vaccinali. E l'altra cosa che noi ci auspichiamo che al più presto venga dato mandato alle direzioni di aumentare la dotazione organica alla luce delle leggi che ho appena enunciato. Bisogna implementare il personale, non mi stancherò mai di dirlo, specialmente a Pordenone, perché il CRO, devo dire che, perché bisogna dare di Cesare quel che è di Cesare, la direttrice sta lavorando bene, ha implementato il personale e quindi il CRO nulla da dire. A Pordenone c'è bisogno di rivedere tutta la dotazione organica, implementarlo per dare maggiori risposte, ma anche dare le risposte di base che in questo momento si arranca ed è sulla buona volontà dei professionisti. Grazie allora a Gianluca Altavilla, segretario provinciale del Nursing di Pordenone. Questa puntata di Screenshot termina qui, l'appuntamento è per domani sera. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.